La bellezza del vino la applico sempre anche alla bellezza dei cuochi e questa sera i protagonisti sono sicuramente i produttori di vino che rappresentano al meglio quello che è il loro palcoscenico ideale e la bellezza invece è vedere come i cuochi interagiscono con il vino. Cosa più bella non se ne può ottenere perché in realtà, come vedi, è un mondo che alla fine si abbraccia continuamente, sia da una parte che dall'altra, e soprattutto vedere cuochi giovani. Io ricordo sempre a tutti che i cuochi lavorano mentre gli altri si divertono. Il piatto è pronto? E quindi una signora che prende la riflessione per il piatto. Mi serve un spalato femminile, perché il piatto è particolare. Avanti, avanti. Ecco la prima degustatrice. Qui c'è la sua pisana, faccia lei l'allineamento trasversale e poi da qui in là. Com'è? Com'è? L'itinerario di lei, signora. La signora ha detto meraviglioso, quindi grazie signora, è stata gentilissima. Prendi forchetta, prendi forchetta. 2 forchette. La ressa. Allora, abbiamo i nostri vantaggi ad essere della stampata. Appoggia Abbiamo i lì. nostri vantaggi. Appoggia lì. No, ma io vorrei sapere qualcosa di più di questa ricetta, Alessandro. Me la sono fatta raccontare, ma è bello che la racconti lei, sai Sì, perché dentro c'è un mondo che lei ha nella sua testa, creare un piatto così, poi vedi la bellezza, guarda l'aspettativa cosa ha creato, ed è bellissimo questo, bellissimo. Hai visto che i tuoi piatti sono andati a ruba? Perché l'aspettativa... Rubano? Forchette. Mancano le forchette? Beh, adesso Mancano. arrivano. Mancano le forchette. Adesso- arriverà, no, ce l'abbiamo, No. Ecco. Sono macchinette. Anche una sola. Per un lì. Manca un rollino. Come vedi bisogna fare un po' di tutto quando si è in queste manifestazioni, ma è bello che sia così. Insomma, Questa animella di vitella che insomma non è diciamo, una componente così, come dire, che attiri molto, perché l'animella non è un piatto per tutti. Infatti pensavo che le signore rimanessero un filo più indietro, e invece come vedi, eh sì, e questo è importante perché ti fa capire che probabilmente anche l'animella è entrata in quel circuito positivo per raccontare la un cucina, piatto. esatto, in qualche modo, come dire, va oltre il componente, no? Esattamente, ma Poi il fatto che sia una donna stessa, una ragazza giovane che in qualche modo interpreta questo piatto, direi che dà ancora più fiducia. devo dirti la verità, l'ho pensata anch'io questa cosa, soprattutto perché tante volte dei giovani se ne parla sempre in forma negativa. Io che vado sempre in giro per tante cucine, trovo invece tanti giovani meravigliosi che sono sempre lì pronti a donare la loro passione, il loro cuore, il loro tempo. Io per questo dico sempre non si può e non si deve criticare la cucina in maniera così tanto per. Oggi abbiamo quel sistema brutto che permette a tutti di parlare su qualunque cosa. Scusami cara. Ce n'è un altro... Ah, c'avevi l'altra padella? Povera. Mamma mia! E quindi siccome permette a tutti di dire la propria opinione, qualcuno però la dice anche in maniera rigorosamente impropria, quindi dimenticando che dentro le cucine ci sono dei grandi professionisti che lavorando raccontano anche le loro piccole storie. Guarda Alessandro, io e Mario che è qui vicino a me abbiamo avuto la fortuna di andare a trovare la nostra acchiappagusto direttamente nella sua cucina e abbiamo avuto una grande bella esperienza e quindi avevamo già pronosticato per lei un futuro radioso, infatti la troviamo qui molto volentieri. No? Però finché non avrà fidanzato. Ah, ecco, hai ragione. Perché poi altrimenti... Hai ragione, quella è un'altra componente che spesso... insomma. sì, perché spesso sai l'amore poi è anche deviante, mentre per esempio nel vino è diverso, perché il vino l'amore Serve, in realtà luce, serve, luce. perché in cucina si litiga, ma invece per il vino normalmente non si deve litigare, poi per carità ne vediamo di ogni, tanta gente che si mette lì a pontificare sui vini, creando anche delle inutili polemiche che a noi non piacciono. Noi per il vino lottiamo affinché doni il sorriso e laddove dona il sorriso il vino fa il suo dovere. Poi... Tra l'altro, insomma, Alessandro, oggi è questo debutto di questo
Durello, nel senso che abbiamo due frecce per il consumatore Esatto. all'arco. Esatto. Vuoi spiegarcelo un attimino, anzi ricapitolare? Ricapitolando, è successo che loro effettivamente hanno fatto un bellissimo lavoro creando veramente delle diversificazioni sul tema e dando quel metodo italiano, non l'hanno voluto chiamare in un altro modo un po' francesizzante e quindi continuo a dire in questo momento metodo italiano. Metodo italiano. E il metodo italiano permette in realtà con questa rifermentazione in autoclave di avere un vino fresco, immediato, accessibile a tutti, e sull'accessibilità noi tutti dobbiamo esserne paladini, perché altrimenti rischiamo di fare un vino di cui si parla ma che non si beve, e allora invece questo sistema permetterà loro di avere nello stesso territorio due tipi di vini completamente diversi, uno in metodo classico con 36 mesi di affinamento sui lieviti, l'altro in metodo italiano rigorosamente con la rifermentazione in autoclave. Questo logicamente darà anche due modi di interpretare la stessa uva, ma interpretandola come? Dando ad una la connotazione di essere un vino fresco da aperitivo un po' da tutto il giorno, l'altro, grazie ai mesi che ho visto che ormai sono diventati... Si parte da 36, ma non si sa dove si finirà, perché ieri noi siamo arrivati a 120, mi sembra. 120 mesi, esatto. Ecco, per questo dicevo la follia. E allora mi hai dato il là per dire anche una cosa molto importante: quando si parla di concetto di caro e costoso, un prodotto potrebbe essere caro ma non costoso, o costoso ma non caro. Ovvero, cosa vogliamo dire? Che quando qualcuno tiene le bottiglie per 120 mesi nella propria cantina ha un immobilizzo che è un costo, e quindi quel costo per 10 anni senza che la bottiglia esca. Prego cara, prego tesoro, vai tranquilla. Logicamente noi dobbiamo darle queste informazioni e far capire che 10 mesi sui lieviti in cantina hanno un costo proprio immobilizzati, quel costo si spalma sulla bottiglia, quindi se anche costa €1 in più va a ripagare il sacrificio di 10 anni tenuti lì. E non dimentichiamoci mai una cosa, che è l'altra cosa molto importante: il ristoratore non può attendere 10 anni affinché arrivi e quindi si deve creare una scorta in cantina, il produttore, per fare in modo che una volta che quel vino entra nella carta dei vini sia continuo, perché oggi è molto facile cambiare referenza nella carta dei vini, per tanti motivi. In questo caso vi dico che stasera ho assaggiato delle cose veramente molto molto interessanti a partire dai 36 mesi, quindi cose un pochino più rigide fra virgolette, per poi arrivare a quelle piccole particolarità di note ossidative dai 72 fino ai 120 mesi, dove forse i 120 mesi reggono anche il tartufo. E allora, come vedete, è un vino. E questo direi proprio, come dicevi tu, l'abbinamento, l'estensione dell'abbinamento che ci permette dall'aperitivo fino a non lo sappiamo. Fino a quando si vuole, ma spesso le persone amano finire la serata bevendo una bella bollicina, e non ci sta male anche una bollicina che ha avuto sulle sue spalle un lungo cammino sui lieviti. Riesce a darti anche in quel caso quella soddisfazione al palato che magari un tempo lo faceva anche un altro tipo di prodotto. Molti giovani vanno su, diciamo, prodotti nuovi da discoteca, e invece c'è chi come noi, un po' malati, si bevono un calice di Durello e sono felici la sera dopo aver fatto una bella cena. Un calice di Durello, io dico sempre, in buona compagnia. E va meglio del caffè, no? Molto meglio del caffè. Bene, grazie ancora Alessandro, e continuiamo la degustazione. A Grazie dopo. a voi. Grazie. A dopo.